Cantieri Vittoria di Adria varano Monte Sperone, il più grande pattugliatore marino della Guardia di Finanza, è lungo 58 metri. E ad Adria oggi non si poteva non ricordare la tragedia di qualche giorno fa capitata a Lampedusa, perché ad Adria, proprio contro tragedie di questo tipo, con i clandestini e la morte, è stato consegnato un pattugliatore, un grande pattugliatore alla Guardia di Finanza. Vediamo. In nome di Dio taglia! Dal cantiere navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, ecco il più grande pattugliatore mai costruito per la Guardia di Finanza. È il Monte Sperone, tra un mese sarà affiancato dall'unità gemella, il Monte Cimone. 58 metri di lunghezza, una velocità superiore ai 28 nodi, 30 gli uomini di equipaggio. 53 i milioni di euro il costo per le due navi, finanziato dall'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere marittime. Uno scafo particolarmente appuntito, in grado di affrontare in mare le situazioni più difficili, anche per garantire i soccorsi. Dal minuto di silenzio per il dramma di Lampedusa, una speranza affinché certe tragedie non si ripetano più, anche grazie a pattugliatori di ultima generazione. Non bisogna dimenticare che quella stessa notte sono state salvate altre 600 persone e che fino adesso sono state salvate 31.000 persone, dal 1° gennaio ai giorni scorsi. 300 i lavoratori impegnati nella costruzione dei due pattugliatori. Da Adria partono gli occhi tecnologici che sorveglieranno il canale di Sicilia e una buona fetta di Mediterraneo. La tecnologia è inevitabile su un'unità di questo tipo, che sicuramente è all'avanguardia, la tecnologia la fa da padrona. Il nostro piccolo cantiere ha saputo fare delle cose che sicuramente erano alla portata di strutture molto più grandi e molto più importanti. Un altro punto di orgoglio per noi.